Sembrava impossibile fino a qualche giorno fa sentire parlare di rischio valanghe, ma tra gli effetti dell'arrivo della neve alla fine della scorsa settimana c'è sicuramente anche questo. Io non so voi da dove stiate ascoltando questa mattina la rassegna stampa a cura dei giornalisti dell'Amico del Popolo, però posso immaginare che anche lì piova. Ecco, invece in alto sta nevicando e questo, unito appunto alla neve che è, venuta nella notte tra venerdì e sabato scorso, aumenta l'allarme valanghe. Il Corriere delle Alpi infatti ci avvisa già dalla prima pagina, con il titolo principale, il titolo più grande appunto della prima. Nuove nevicate in quota, ora è rischio valanghe. Il soccorso alpino in montagna attrezzatevi come si deve ed evitate le imprudenze. Scatta l'allarme nel Bellunese, evitiamo ancora per 1 o 2 giornate le uscite, raccomanda Giuseppe Zandegiacomo, che è presidente del Soccorso Alpino del Veneto. C'è allarme rosso in alta montagna, il pericolo valanghe è di grado 3 e fioccherà di nuovo. Quindi appunto 3 buonissimi, motivi per ascoltare quello che appunto ci raccomanda il soccorso alpino. Le raccomandazioni estese poi le trovate, nella pagina, 2 nelle pagine 2 e 3 appunto che sono dedicate all'argomento e in particolare alla fine del primo articolo, dell'articolo principale. Ve le leggo allora anch'io velocemente, ve le ricordo. La prima, scegliere da informati il percorso e comunicarlo ai familiari o agli amici. Ecco questo, lo sapete, andrebbe fatto sempre quando ci si avventura in montagna. La seconda, portarsi appresso l'ARTVA, la sonda e la pala. La terza, uscire al mattino presto per evitare le ore del riscaldamento e quindi quelle più probabili per le valanghe e in ogni caso, appunto, evitare almeno per i prossimi 2 giorni di avventurarsi in montagna, anche perché come vedete da questo, colonnino che è dedicato alle previsioni, è attesa proprio oggi ancora neve, anche mezzo metro di coltre bianca, minime in aumento. A proposito, di neve vediamo, ora cosa trovate sulla prima pagina del Gazzettino e partiamo proprio da questa, bellissima fotografia. Tedofori sul lago di Misurina con vista sulle 3 cime. Il passaggio della fiaccola olimpica a Cortina lunedì ha lasciato uno strascico di entusiasmo che ieri si è ripetuto a Misurina, dove la torcia è arrivata per proseguire prima di proseguire per Dobbiaco. Perfetta la coreografia messa a punto dagli organizzatori con i 2 tedofori che hanno camminato sulla superficie ghiacciata del lago. Vedete appunto la, fotografia che è veramente stupenda. Dal poco più tardi dal cielo il lancio dei paracadutisti con fumogeni tricolore e sono proprio loro i protagonisti della fotografia che invece trovate all'interno e che se volete è, ancora più, bella, allora ve la, ingrandisco. Vedete appunto i paracadutisti che volteggiano sul cielo di Misurina con fumogeni tricolori alla fine della cerimonia del passaggio della fiaccola. Veramente bellissima. Se poi siete interessati a leggere appunto i dettagli, della cerimonia, basta leggere l'articolo, completo a cura di Marco Di Bona, "Torcia sul lago gelato nel cielo tricolore". Noi invece, restiamo comunque sempre sul Gazzettino perché si parla, di Fiaccola anche a Feltre e allora torniamo nella prima pagina. 2 attori con la torcia e Feltre vola sui social. Milioni di visualizzazioni per il video dei protagonisti di una serie TV canadese. Vedete qui un attore, Hudson Williams, che ha portato la torcia a Feltre. Parlare di feltremania forse è troppo, ma quello che ha generato a livello social il passaggio della fiamma olimpica a Feltre è un fenomeno che ha sorpreso anche gli addetti ai lavori. Tutto questo grazie al passaggio della fiamma della torcia di Hudson Williams a quella di Connor Storry. Solo il profilo Instagram ufficiale dei giochi registrava oltre 11 milioni di visualizzazioni del loro scambio. Pensate, appunto che numeri. Ora noi abbandoniamo il tema, olimpico e, lasciamo
per il momento anche il Gazzettino, invece andiamo a leggere, assieme nel Corriere delle Alpi alcune notizie, veramente diverse da quelle di cui vi abbiamo parlato fino adesso. Siamo nel fascicolo di Belluno proprio all'inizio. Partiamo da quella che è la seconda pagina, appunto, della sezione, bellunese. Provinciali, settimana cruciale, salgono le quotazioni di Roldo, previsti incontri nei comuni grossi e fra i partiti per la candidatura a presidente del sindaco di Sedico. Quindi avete capito, si parla di elezioni, provinciali. Le incognite sono ancora numerose, a partire dalla data delle elezioni e dalle modalità, perché non è ancora chiaro se a Palazzo Piloni si voterà sia per il presidente sia per il consiglio, ma quella in corso sarà una settimana cruciale sul fronte delle candidature, scrive Alessia Forzin. Sono infatti previsti alcuni incontri che potrebbero rafforzare a tal punto la candidatura del sindaco di Sedico, Christian Roldo, da metterlo in pole position per occupare l'ufficio che per 8 anni ha visto dietro la scrivania Roberto Padrin. E andando avanti, con l'articolo vedete tutti i nomi che sono a sostegno della sua candidatura. C'è un corposo gruppo di sindaci, di area civica di centrodestra, una serie di, "sponsor" tra virgolette, noti a Belluno, ci sarebbe anche, l'assessore regionale, Dario Bond e così via. Quello che, si sa ancora, appunto, non abbiamo detto che non conosciamo la data delle elezioni, quello che si sa però è che il presidente Padrin deve indirle entro il 6 febbraio. Il presidente deve essere eletto entro il 19 marzo, perché il suo mandato è scaduto il 19 di dicembre e ci sono 90 giorni di tempo per il rinnovo. Quindi sicuramente nelle, prossime rassegne stampa vi, aggiorneremo sulle novità, appunto in tema elezioni provinciali. Nella pagina precedente, quindi a pagina 2, invece si parla di gioco, d'azzardo, e quelle che trovate all'interno di quest'articolo, vi dico già che, trovate un articolo simile anche, sul Gazzettino, sono cifre, veramente, veramente spaventose. Pensate, nel 2024, che è l'ultimo dato di cui si è ad oggi in possesso, in provincia di Belluno sono stati giocati oltre 318 milioni di euro, veramente cifre che fanno impallidire. 159 milioni sui giochi fisici e oltre 160 nei giochi telematici. E appunto sono proprio questi che preoccupano di più. Le giocate telematiche hanno superato quelle fisiche ed è una brutta notizia perché, così è molto più difficile individuare i ludopatici. Le giocate telematiche, spesso, se non sempre, si fanno in solitudine, sono, cresciute, durante il Covid e appunto continuano ad aumentare. E in più preoccupa la fascia, d'età. Sempre più giovani giocano d'azzardo, lo leggete anche, nel titolo. Nell'articolo trovate i fattori di rischio, trovate il cosa fare e poi, verso la fine, sono ricordati, degli appuntamenti che sono importanti, appuntamenti in cui si parlerà appunto di gioco d'azzardo. Domani con i ragazzi, delle scuole del Liceo Galilei Tiziano, poi l'incontro con la giunta comunale e, infine sia domani sera sia, venerdì, sempre alla sera, sempre alle in questo caso alle 18 a Belluno, appunto incontri in cui si parla di gioco d'azzardo e, viste le cifre, direi che siamo, tutti, invitati ad andare. Per concludere, questa rassegna stampa, ora andiamo a leggere qualche titolo anche dalle pagine locali. In particolare, da Feltre ce n'è un paio di interessanti: edifici pericolanti, proprietari fantasma, il comune ora vara un censimento, avviato l'iter di monitoraggio per i 2 di Mugnai e Vignui. Vedete qui nella fotografia la casa pericolante in piazza Mugnai. Dopo le ordinanze di messa in sicurezza si valuta l'esproprio.
E ancora, sempre da Feltre, nasce la chat SOS Ladri in casa, 650 utenti attivi, un grande successo in pochi giorni per l'iniziativa ideata da Dennis De Paoli. I membri lanciano l'allarme persone sospette per evitare furti nelle abitazioni. E ancora utilizziamo la prima pagina del Gazzettino per leggere le ultime notizie. Da Belluno, molesti in ascensore, la collega lo denuncia, violenza sessuale finisce davanti al giudice e oggi una nuova udienza per 3 calciatori. Attenzioni non volute, ora i 2 colleghi si ritrovano l'uno contro l'altro in tribunale. Lui deve rispondere di violenza sessuale. I fatti si sono svolti la scorsa estate nel luogo di lavoro durante uno spostamento in ascensore. Intanto questa mattina si riapre il processo a 3 calciatori accusati di violenza sessuale di gruppo. Il collegio che ha messo sentenza non è stato ritenuto idoneo, tutto da rifare. Appunto potete, leggerne di più a pagina 6. Linea 30, quindi siamo a Calalzo, caro biglietti, poco tempo per scegliere. A questo punto è difficile tornare indietro, comunque ho chiesto alcuni dati e su quelli ragioneremo. Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale con delega ai trasporti, dopo l'aumento del costo del biglietto sulla tratta Calalzo-Cortina, lievitato sino a 10 €, una tariffa unica a prescindere dal tratto anche minimo che si deve percorrere. E infine da Pieve di Cadore, giornata della memoria, cerimonia in piazza. Ieri nella fredda mattinata a Pieve di Cadore, si è celebrata la giornata della memoria. L'amministrazione con la sindaca Cindy Manusci, l'Associazione Nazionale Ex Internati agli Alpini hanno ricordato solennemente l'anniversario dell'apertura dei cancelli dei campi di concentramento dei nazisti. La giornata è iniziata alle 10 con la messa nella chiesa di Santa Maria Nascente celebrata da Monsignor Diego Soravia. Al termine il corteo che ha raggiunto, per la posa di una corona, il monumento realizzato da Carlo, Valiana. Nessuna foto, in chiusura della rassegna di, oggi, ma visto anche, la notizia con cui, abbiamo concluso, vi consiglio, la lettura dell'articolo che riporta le parole dette da Mattarella proprio in occasione del Giorno della Memoria che, ricordiamo, si è celebrato ieri 27 gennaio. Le trovate qui, se comprate i giornali le trovate a pagina 8 del Corriere delle Alpi. Ecco qui l'articolo: "Mattarella, combattere i despoti del presente". E con questo io vi, saluto, vi do appuntamento a domani, e soprattutto vi ringrazio per averci ascoltato anche oggi. Buona giornata.